Buongiorno Leandro Maggi, Rovighi in diretta. Oggi siamo all'RSA di Rosolina, la Rosa dei Venti, perché dobbiamo festeggiare Wanda che compie 100 anni e per conoscere un po' di cose di questa eccellenza tra le case di riposo del nostro territorio. Andiamo! Ospiti oggi a Rosa dei Venti, a Rosolina, questa RSA con Cristiano Castelnuovo, il direttore. Allora, tanto giorno di festa, una ospite compie 100 anni, facciamo un po' il punto della situazione. Ci eravamo lasciati prima dell'estate, c'era ancora qualche difficoltà col Covid, come va adesso? No, adesso siamo assolutamente Covid free, stiamo ormai la struttura ha una capienza quasi del 100%, mancano solo due posti da completare. Oggi è una giornata assolutamente di festa perché la nostra ospite Wanda compie i suoi primi 100 anni. Nata nel 1922, ho fatto una rapida considerazione su questi 100 anni, credo che abbia vissuto di tutto e di più. Decisamente. Dalle trasformazioni politiche e sociali dell'Italia al passaggio dalla monarchia alla repubblica, a una guerra mondiale, al fascismo, a tutto quello che al Covid che ha preso e che, come vedete, in realtà sta benissimo. Quindi devo dire che è una bella giornata perché nonostante ancora qualche restrizione rispetto alle visite, rispetto a quelle che sono le regole ancora da seguire, dobbiamo anche iniziare a pensare di vivere una realtà Covid diversa, cioè una realtà che non ci faccia vivere con l'ansia, ma ci faccia vivere le nostre giornate di festa aperte alla possibilità che tutti i nostri ospiti possano vivere giornate liete e serene. E un centenario credo che sia un'ottima occasione, anche perché di giornate così credo che io ne auguro tante, ma non ce ne saranno tantissime, ecco, quindi È l'unica centenaria che avete? Per il momento sì. Qualcuno si avvicina ai 100, speriamo ovviamente di poter festeggiarli tutti, però la signora Wanda per il momento appunto è la prima che taglia questo traguardo abbastanza importante, insomma. Decisamente. Grazie.